particolare incrociando la dimensione sociale e la dimensione politica, e quindi, se vogliamo, anche i confini sociali della camorra. Isaia Sales ci parlerà dopo, ma in modo lucido e puntuale, dico solo questo, ci fa capire qual è stato il ruolo effettivo della camorra, non tanto causa ma effetto. Ci spiegherà poi di cosa, ma ci spiega anche il primato della camorra rispetto alle altre mafie. Un aspetto interessante, posso anticipare, il saggio che ci propone Isaia Sales è quello di vedere la questione anche in un'ottica comparata, no? Perché la camorra è riuscita meglio, no? Nella rivista è presente poi un'intervista ad un magistrato molto noto su questi temi, che è Raffaele Cantone, in cui si parla del punto di vista della magistratura, quindi l'ottica e anche le strategie di contrasto. Ad esempio, il fatto che uno degli elementi importanti è che fino a tempi relativamente recenti la normativa e le sanzioni previste per i reati di tipo ambientale, come sapete, era praticamente assente, quindi i magistrati avevano anche le armi spuntate, no, per combattere questo tipo di fenomeno. Abbiamo poi il saggio di Daniele Fortini. Daniele Fortini, vi dicevo, è l'amministratore di ASIA di Napoli, dove ci parla l'ottica un po' di chi lavora all'interno del settore, diciamo, della raccolta, del trattamento dei rifiuti, quindi anche aspetti tecnici, e si concentra Fortini sui fattori strutturali distinguendo rifiuti urbani e rifiuti speciali. E anche questi aspetti sono da tenere presenti. Faccio qui una rapidissima citazione, ma proprio di due dati che non hanno nulla a che fare come dato in sé con il tema della criminalità, ma che a mio modo di vedere, come dire, mi hanno fatto riflettere molto. Ad un certo punto, per esemplificare il problema che Fortini chiama dell'assimilazione, vale a dire il problema tra della raccolta di rifiuti solidi urbani con i cosiddetti rifiuti speciali. No? I rifiuti speciali possono essere pericolosi o non pericolosi. Per quelli non pericolosi ci possono essere, ci può essere un trattamento di tipo diverso. E ad esempio Fortini nel suo saggio cita, a titolo esemplificativo, compara due aree, due distretti industriali, quello di Treviso e quello di Prato, dicendo, riportando questo dato: a Treviso si producono circa 370 kg anno pro capite di rifiuti urbani, mentre a Prato se ne producono 710, sempre di chilogrammi pro capite all'anno. E si chiede: com'è possibile questa discrasia? Da cosa dipende? Sono due distretti che hanno delle caratteristiche diverse, dipende da caratteristiche socio-economiche, così. In realtà dipende la faccio breve per non così, da come viene affrontato in modo diverso il problema che chiama Fortini dell'assimilazione o della deassimilazione. Cioè, in un caso i rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati ai rifiuti urbani, nell'altro invece c'è una distinzione, quindi significa che il circuito e la filiera funzionano in modo diverso. Questo di per sé non indica nulla, però se vogliamo capire a livello più locale, localizzato, come è il nostro obiettivo, come funziona, e anche quali varchi o quali sono i fattori di vulnerabilità che si possono aprire a pratiche illegali o a veri e propri gruppi criminali, bisogna tenere presente anche fattori strutturali, per così dire, di questo tipo. Vado avanti con questa rapida presentazione del numero. Un altro saggio affronta un caso molto famoso, il saggio di Vittorio Martone, che è il caso Eco 4. Per capirci, la vicenda che è diventata nota, di cui si è discusso molto, in cui è stato coinvolto l'ex sottosegretario e deputato del Popolo della Libertà Cosentino, ma in realtà non è l'unico
politiche, quel consorzio misto pubblico-privato che ha riguardato alcuni comuni della provincia di Caserta, che vede coinvolti alcuni clan, insomma quelli che vengono chiamati il clan dei casalesi. Poi gli altri temi che vengono affrontati, abbiamo un saggio che si chiama L'anticità della Camorra, ed è un saggio di Agostino Di Lorenzo che affronta il problema della governance territoriale e della riqualificazione territoriale nella città di Napoli, nell'area metropolitana di Napoli, e che come dire, si affianca a quello di Antonio Di Gennaro che si chiama Un piano per uscire da Gomorra. Questi sono due saggi che mostrano alcuni interventi, alcune strategie che rispettivamente nella città di Napoli, in provincia di Napoli, in provincia di Caserta si stanno realizzando, sia pur tra molte difficoltà, per reagire ad una situazione, insomma, quella situazione che conosciamo così. Sono dei piani di azione di cui si parla poco, perché, come dire, purtroppo fa notizia di più la camorra, fa notizia di più i rifiuti nelle strade, ma non le azioni che vengono poste in essere per far fronte a queste situazioni. Segnalo infine un saggio che invece non parla di rifiuti, ma si concentra più diciamo, sull'agroalimentare, quindi fa parte sempre, no, delle tematiche dell'ecomafia. Il titolo di questo saggio è Il pane e la droga, è autrice Carolina Castellano. Qui è uno studio di caso di un clan di Camorra, il Polverino, che a mio modo di vedere è molto interessante perché mostra anche qui una modalità di azione, diciamo, di questo, e di evoluzione, no, di questo gruppo criminale che si allontana molto da quella che è la rappresentazione comune, no, che abbiamo dei gruppi mafiosi. Noi abbiamo qui un clan i cui membri sono, sono imprenditori affermati in settori legali dell'economia, sono prima macellai, poi diventano panificatori di successo, così, e compiono poi il salto, cioè nei mercati illeciti, diventano prima si spostano nell'edilizia e poi nel traffico di stupefacenti, con un modello che è diverso, come dire, che dal legale va verso l'illegale, assecondando una vocazione imprenditoriale che in realtà da sempre molti clan di Camorra, come ci ha segnato Isaia Sales, hanno e manifestano. L'ultima battuta che vorrei fare, per non prendere molto tempo, è che emerge nelle analisi che abbiamo raccolto in questo fascicolo di Meridiana come sia necessario inquadrare i fenomeni mafiosi e anche quindi il fenomeno delle ecocamorre in un'ottica più ampia, cercando di osservare quello che diceva prima Gianni Belloni, vale a dire le reti di complicità, continuità e collusione, cercando di fare luce anche su queste relazioni che coinvolgono soggetti che operano nell'economia legale o formalmente legale, e che in realtà non sono solo anelli di congiunzione rispetto ai gruppi criminali, ma danno forma a delle vere e proprie configurazioni, no? Di comitati, di affari, così, dove i soggetti mafiosi finiscono per essere uno dei nodi e in molti casi, per così dire, neanche il soggetto più importante. Con questo non voglio relativizzare il problema delle mafie, voglio semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che bisogna allargare la nostra visuale
E chiudo richiamando l'ultima battuta che faceva Gianni Belloni. In realtà se noi fossimo davanti ad un sistema unico, un sistema integrato, no, che controllasse i traffici illeciti di rifiuti, sarebbe molto difficile contrastare un'unica organizzazione, no, gerarchica, piramidale. Potrebbe essere difficile individuarla, ma una volta individuata sarebbe facile disfare questa rete, disfare questa organizzazione. Le cose invece sono molto più complesse, perché non siamo di fronte ad una organizzazione unitaria e integrata, ma siamo di fronte a reti criminali che sono molto più difficili innanzitutto da individuare e poi da disfare. E su questo, questa è la vera sfida che abbiamo davanti. Reti in cui diciamo le mafie rappresentano solo un pezzo del problema e bisogna individuare anche tutto il resto per combattere e sconfiggere anche le mafie. Ecco, io adesso grazie Rocco Sciarrone, lei la parola a Gianfranco Bettin, che ha avuto uno sguardo da questo territorio anche come amministrazione pubblica. Sì, grazie, poche note. Intanto siamo contenti di presentare questo numero della rivista, ma la rivista in generale, perché è una delle riviste più acute, più anche coerentemente e rigorosamente impegnate a documentare la storia di questi decenni del nostro paese, e quindi più utili, più preziose, da un'angolazione visuale particolare ma cruciale, perché i territori del sud sono da questo punto di vista la questione italiana, e viceversa per certi versi, no? E poi questo numero perché poi incrocia un lavoro che stiamo sviluppando con l'osservatorio che dirige Gianni Belloni, di cui egli stesso ha parlato adesso, che abbiamo pensato di come dire, istituire insieme con Legambiente, cogliendo uno stimolo di Legambiente, perché ci sembra importante non solo dare il nostro contributo in generale alla difesa della legalità, al contrasto alle mafie e alle ecomafie, ma di mettere gli occhi anche sul nostro territorio, un'area vasta, non la città in senso stretto, ma diciamo un'area vasta, il Veneto, l'area metropolitana in cui siamo inseriti, eccetera, che ha una storia particolare, di cui vorrei dare qualche cenno, perché secondo me è una storia poco raccontata, e forse perfino una storia pericolosa da raccontare. Allora, la nostra città, anche adesso, è costruita su ed è circondata da decine di discariche. Il numero esatto probabilmente non lo si conosce nemmeno,